Bentrovati ad una nostra nuova puntata, altre piccole meraviglie del nostro castello, la Fossa Viscontea, la Torre dei Prigionieri e il piccolo e il grande Miglio. Caratteristico all'interno del castello di Brescia è il ponte levatoio perfettamente conservato che collega il mastio visconteo, cioè la fortezza che venne costruita dai signori di Milano quando nel 400 dominavano Brescia. Il ponte sovrasta la fossa viscontea, un fossato a strapiombo utile per difendersi in caso di assedio. Sulla cinta muraria del mastio è possibile vedere i merli a coda di rondine e ghibellini. All'interno della fossa viscontea ci sono due ambienti, il piccolo e il grande Miglio, edifici del Cinquecento in medolo che servivano come magazzini per le granaglie e che oggi ospitano il Museo del Risorgimento e il Club Fermodellistico Bresciano. A fianco del ponte levatoio c'è la Torre dei Prigionieri che serviva come difesa della fossa viscontea e del mastio. È di forma circolare, con un diametro di 10 metri ed un'altezza di 20 ed è costituita da 5 livelli sovrapposti. Venne costruita incorporando una struttura più antica di epoca romana. È chiamata così perché negli ultimi secoli è stata usata come prigione, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, dai nazifascisti. L'empanadì de Boter, ecco qua il motto di oggi, il nostro proverbietto simpatico in dialetto. Lo raccontiamo tra poco mentre noi cerchiamo il panadì de Boter. Restate con noi, grazie. Niente da fare, l'abbiamo soltanto nominato, l'empanadì de Boter. Adesso scendiamo con un gesto atletico per fare sta domanda. Cos'è che vuole sapere cosa vuol dire? È una cosa che sembrerebbe con la voglia di mangiarlo, un bambino piccolo. Ah, lei ha qualche nipotino magari? Sì. Non hai mai detto che l'empanadì de Boter? Sì, qualche volta sì, anche perché mi piacciono le espressioni dialettali. Sono di Brescia. Ma non si parla dialetto in casa, magari i nonni, i genitori. No. Io provo lo stesso, signore. Cioè, che detto così, ci provo con Ilaria, sembra una cosa brutta, ci provo col dialetto, intendiamoci. L'empanadì de Boter, sa tradurlo? L'empanadì de Boter. È un pezzo di burro. Sì, a chi si dice secondo lei, signor Ilaria, questo? Sono buona. Gino, lei è bresciano? Sì, Ma bresciano di quelli di Gaiardo. puro sangue, Si vede di dove lei, signor Gino? via Cremona. Ah, brescianissimo di via Cremona. Allora, signor Gino, quante volte lei a qualche bambino, qualche nipotino ha detto l'empanadì de Boter? No, mai. No, non è mai capitato. Gino, ma deluso, Ma che significa l'empanadì de Boter? È un bambino buono, dolce. Lei ha nipotini? No, Ah, ecco perché non è mai capitato. Vabbè, preferivamo due bionde, ma insomma ci si accontenta. Nome? Alessandro, Alessandro e? Francesco. Alessandro e Francesco. Bene, senti un po' Alessandro, iniziamo da te. L'empanadì de Boter, che significa secondo te? M'hai detto, ma Dio, le proprie empanadì de Boter, oppure la nonna tua quando eri piccoletto? Pezzo di burro. Pezzo di burro. Esatto, bene. È una persona buona. Un pane e burro? Sì, marmellata. Pane e burro, No, l'empanadì de Boter, non col Boter. No, de Boter, Quindi, morbido. De Boter morbido. a lei piace? No. Abbiamo beccato un nonno sprint. Com'è il nonno? È forte? Sì. È forte solo perché aveva comprato il gelato, no? È così che funziona. Funziona così, sì. Va bene, sono bravi questi nipoti? Sono bravissimi. Allora, facciamolo tenere bene, teniamolo bene il nonno, Sì. Come si chiama il nonno? Gigi, nonno Gigi. Allora, vediamo se... ora lo interroghiamo. L'empanadì de Boter, signor Gigi. Che le madi o le proprie empanadì de Boter, ovvero? Le tener come il burro. Questi nipotini sono dei panadì de Boter. Sì, e questo quando parlo in italiano lo capisce, in dialetto lo capisce tutto. Davvero? Tutto sai del dialetto. Allora intervistiamo lui, gli facciamo lui... Non so niente. Niente. Tu sai che significa l'empanadì de Boter? Questo no. Allora dai, l'empanadì de Boter, ma Dio se le belle proprio empanadì de Boter. Detto dei bambini piccoletti di pochi mesi, ancora tutti belli paffutelli e sorridenti. Bene amici, grazie per essere stati con noi, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima, grazie.